Il pericolo che stiamo correndo al di là del cibo sintetico è quello che magari negli scaffali ci possa essere del falso made in Italy in particolare. Di conseguenza bisogna prestare molta attenzione nel momento in cui si acquista il prodotto, e io dico sempre perdiamo qualche minuto in più, leggiamo le etichette per essere sicuri di acquistare un prodotto vero made in Italy del territorio. L'appello di Coldiretti ai consumatori che, anche nella frenesia degli ultimi acquisti per pranzi e cenoni, non abbassino la qualità degli alimenti al di sotto del limite di guardia. Quest'anno per le spese degli acquisti natalizi Coldiretti ha previsto una media di 177 euro a testa, con un calo del 7% rispetto allo scorso anno. Un calo dovuto principalmente alla crisi economica, con l'aumento dell'inflazione e i rincari in bolletta legati alla guerra in Ucraina, cause che hanno spinto i prezzi di frutta e verdura a schizzare verso l'alto. C'è stato un aumento dei prezzi, ma dobbiamo tenere ben in considerazione che a livello di agricoltori e di allevatori i prezzi per le materie prime sono aumentati ante guerre da novembre del 2021 in poi abbiamo avuto la guerra, anzi abbiamo la guerra che ci ha portato comunque a un aumento indiscriminato del settore energetico. In questo momento deve essere tenuto in considerazione che il prezzo è importante, sì, ma mantenere le aziende agricole nel territorio è fondamentale, perché con gli aumenti dei costi corriamo il rischio di avere aziende che chiudono, per cui un territorio che corre il rischio di essere abbandonato e non più coltivato.